ruoli di supporto logistico, ma la partecipazione diretta alle operazioni di emergenza, alle operazioni di soccorso in Friuli partecipavano al reinsediamento della popolazione, alla realizzazione degli alloggi per il reinsediamento della popolazione. Quindi devo dire fu una grande esperienza. E fu anche un'esperienza del lavorare insieme. Il sindaco di Gemona di allora, che io incontrai sotto una tenda nella caserma Goi, dove ci troveremo quest'oggi, il sindaco di Gemona sa che lì nacque il primo centro operativo. Oggi quasi ripetitivamente insediamo centri operativi, ma come nacque il centro operativo? Nacque dalla esigenza di concorrere tutti insieme sotto il comando di un'autorità ben definita a livello locale, e quindi avevamo deciso di fare del sindaco il punto di riferimento di tutto lo sforzo da compiere nell'emergenza e anche nella fase della ricostruzione. È stato ricordato nei convegni di questi giorni che il sindaco conservò questa responsabilità, ma proprio perché la sgambatura della terribile prova dell'emergenza aveva portato i sindaci ad impadronirsi di una capacità di guidare la gente verso il futuro e verso la speranza. E anche il lavoro interforze che si era determinato ha abituato i sindaci non solo a disporre delle loro forze che dipendevano dalla struttura municipale e dall'organizzazione municipale, ma di disporre anche delle forze che derivavano dal soccorso dello Stato, dalla partecipazione dello Stato e anche dalla comunità internazionale. Non è casuale che anche le grandi forze che partecipavano, che vennero dal concorso internazionale di paesi della NATO, dell'Europa e degli Stati Uniti dell'America, in realtà erano collegate allo stesso schema in cui il sindaco era il responsabile delle operazioni sul territorio e i sindaci insieme nel settore erano i responsabili delle operazioni di coordinamento. Certo, ho ritrovato qui anche il figlio di un prefetto che fu il mio vicecommissario vicario, il prefetto Spaziante, e dico al dottor Spaziante che io lo considero un figlio d'arte, perché il padre fu un protagonista della fondazione e della costituzione della Protezione Civile Italiana. Vede Spaziante, ieri sera sono stato, dopo la cena che avete avuto, sono stato ad Artenia e mi hanno regalato un disegno dei bambini di allora in cui un ragazzino aveva costruito una casa prefabbricata e aveva scritto le casette di Zamberletti. Ci aveva preso, perché in realtà io ricordo i suoi fratelli che quando la notte e la sera a cena tardi a casa sua con suo padre si discuteva, venivano e dicevano: ma è possibile che voi sappiate parlare soltanto di case prefabbricate? E si disperavano perché non riuscivano a distrarci da un argomento che ci ossessionava, cioè mettere a tetto tutta la popolazione dell'area colpita entro il 31 di marzo, con i sindaci protagonisti dell'operazione. E dopo un'operazione, noi ricordiamo sempre il terremoto del 6 maggio, ma c'è anche il terremoto del 15 di settembre, la grande fase dell'arretramento ordinato, del mantenere uniti e compatte le comunità, mantenere uniti e compatte i servizi, evitare il rischio della diaspora. Furono grandi prove e furono le grandi prove che portarono la comunità friulana a poter essere orgogliosa delle proprie capacità e della propria non solo volontà di rinascita, ma anche del proprio impegno nel creare un modello che oggi è un modello che
ci viene riconosciuto, la Protezione Civile italiana ci è riconosciuta nel mondo come uno dei sistemi più avanzati e uno dei sistemi di coordinamento e di organizzazione di sistema più efficaci. In questi giorni noi poi continueremo quest'oggi, questo percorso della memoria ricordando i caduti e lo faremo a Gemona nel pomeriggio ricordando le persone che abbiamo perduto nella caserma Goi, dove abbiamo tutti visto in quelle ore i vigili del fuoco, i militari, le forze del volontariato operare insieme nella grande centro operativo. Ma io ricordo gli alpini della Giulia che, pur essendo stati duramente colpiti e avendo perso tanti fratelli sotto le macerie di quella caserma, mentre lavoravano in modo indefesso per cercare di strappare ancora una vita non spenta alle macerie e recuperare le vite che si erano perduti, i corpi di quelli che avevano perduto la vita. Ebbene, io ricordo che però gli alpini della Giulia non cessarono mai di partecipare anche e soprattutto alle operazioni di soccorso sul territorio. Quindi guardare ai propri fratelli, ma non dimenticare mai, neppure per un momento, i fratelli che soffrivano e che richiedevano soccorso. E lo facciamo oggi in un giorno triste per gli alpini, per una drammatica coincidenza abbiamo vite perdute lontano, ma vite perdute di gente che con lo stesso spirito di una grande, coltivato da una grande tradizione, ha operato e opera al servizio della comunità internazionale, al servizio della pace e al servizio della fratellanza fra i popoli. Io voglio dire che quindi accumuliamo quest'oggi le vite e i sacrifici di chi perse la vita tanti anni fa. Credo nel ricordo di quest'oggi a Gemona sarà estremamente presente anche l'attualità del sacrificio costante. Poi, questa mattina, so che con l'esercitazione si chiude, che faranno i ragazzi delle scuole, si chiude un po' l'attività del convegno dei 3 giorni. Perché vedete, questo convegno non serve solo a ricordarci che qui è nata la Protezione Civile italiana, ma quali sono le caratteristiche della nuova Protezione Civile italiana. Fino al 1976 la Protezione Civile era definita dalle norme e dalle leggi, norme sul soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe. Cosa succedeva prima o cosa si faceva prima non riguardava la Protezione Civile. La Protezione Civile era organizzazione del soccorso. Ci siamo accorti nel 76 che anche l'organizzazione del soccorso necessitava una grande revisione. La proposta di portare la Protezione Civile alla Presidenza del Consiglio è stata quella di esaltare il lavoro interdisciplinare e interforze che in realtà qui avevamo realizzato, perché qui noi non rappresentavamo un'amministrazione dello Stato, ma il commissario con i suoi vicecommissari rappresentava una pluralità di amministrazioni e di strutture, tanto è vero che i vicecommissari erano espressioni di componenti diverse del sistema di protezione civile. Quindi si creò qui l'esempio, la prova della bontà del sistema interforze per guidare la Protezione Civile italiana. Ma qui noi, girando per le realtà di tutti i comuni colpiti del Friuli, ci siamo tutti posti una domanda:
davanti alle rovine di Gemona, di Venzoni, di Osoppo, di Trasakis. Ma è possibile evitare tutto questo? È possibile evitare i terremoti? No. Ma è possibile evitare le conseguenze dei terremoti? Quello sì. È possibile evitare eventi che sono dovuti alla incapacità dell'uomo di prevedere, pensiamo a tutti i danni derivanti dall'assetto idrogeologico e gli incidenti in questo campo, o gli incidenti nell'apparato dello sviluppo, degli apparati industriali, nell'organizzazione delle attività di sviluppo. Bene, è possibile? Sì, è possibile. Ed è per questo che questo convegno è anche importante, perché